Il pellegrinaggio della reliquia del Beato Rosario Livatino nella provincia agrigentina è stato in tappa a Realmonte. La reliquia, ovvero la camicia insanguinata indossata dal magistrato martire della giustizia e della fede il 21 settembre del 1990, giorno dell'omicidio, è stata accolta dalla popolazione locale in piazza Umberto I, condotta da Don Gero Manganello, che ne è custode, e consegnata nelle mani di Don Fabio Majorana, parroco della chiesa di San Domenico a Realmonte. Letture, canti, testimonianze e riflessioni sulla vita e l'operato del giudice beato si sono susseguiti con il contributo di numerosi alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi. Don Gero Manganello spiega: siamo partiti il 21 settembre dello scorso anno con l'intenzione di girare tutti i paesi della diocesi di Agrigento e siamo quasi alla metà dell'itinerario. È stato un momento di grazia voluto dal vescovo Damiano, perché il 9 maggio scorso, in occasione della beatificazione, non tutte le comunità sono riuscite ad essere presenti a causa della pandemia Covid. È stato anche un momento di evangelizzazione, vista la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia e della guerra. Un pellegrinaggio allora di speranza per dare alle comunità cristiane un momento di evangelizzazione. Ascoltiamo dunque Don Gero Manganello e il sindaco Sabrina Lattuca. Sì, siamo partiti il 21 settembre dello scorso anno con l'intenzione di girare tutti i paesi della diocesi di Agrigento e siamo quasi a metà dell'itinerario. Ovunque la reliquia è arrivata è stato un momento di grazia. Il vescovo l'ha voluta proprio perché il 9 maggio, in occasione della beatificazione, non tutte le comunità sono riuscite ad arrivare a causa della pandemia, e allora ci è stato chiesto di accompagnare la reliquia a visitare le comunità. E per vivere anche un momento di evangelizzazione, vista la situazione che stiamo vivendo adesso, sia della pandemia sia della guerra, e anche di speranza da dare alle comunità cristiane. Siamo commossi ed emozionati. Abbiamo accolto la reliquia del Beato Rosario Livatino e sarà in pellegrinaggio oggi e domani al comune di Realmonte. Abbiamo organizzato delle attività composite, il tema sarà giustizia e pace si baceranno. Interessate sono la parrocchia, la scuola, le associazioni, il volontariato, perché pensiamo che in un momento così drammatico, dove la guerra fa ogni giorno delle vittime, dei bambini, la reliquia possa essere un inno di pace, perché rappresenta la giustizia, un uomo, un magistrato integerrimo che si è speso e ha dato la sua vita per il bene, per la giustizia.